tutti! Sapete, esiste un museo a Venezia dove è possibile ammirare ben 5 secoli di sublime pittura veneziana. Si tratta delle Gallerie dell'Accademia, un grandioso museo, uno dei fiori all'occhiello della nostra città e sicuramente dell'Italia intera. Desideriamo oggi presentarvi uno dei nostri dipinti preferiti, conservato appunto alle Gallerie, noto come il Miracolo dello Schiavo, dipinto da Jacopo Tintoretto nel 1548 per la Scuola Grande di San Marco. Narra la leggenda che uno schiavo devoto a San Marco fosse stato condannato al martirio dal suo padrone per aver segretamente venerato le reliquie del santo. Eccolo infatti disteso a terra, in diagonale bloccato dai suoi carnefici sotto lo sguardo del padrone. Ma d'improvviso irrompe nella scena, sempre in diagonale, San Marco, audacemente scorciato. Il suo corpo è in ombra, ma dalla sua aureola si diffonde una luce accecante, potente. Gli strumenti di tortura si spezzano tra l'incredulità dei presenti e la sorpresa del padrone che, sulla destra, balza su esterrefatto. La scena è pervasa da un movimento vorticoso, colpito da un gioco di luci magistrale, degno di un sapiente regista. Del resto, quella davanti ai nostri occhi sembra essere una vera rappresentazione teatrale. Ma perché alcuni dei presenti indossano i turbanti? E chi sono le persone così ben caratterizzate sulla sinistra? Forse ritratti? Ed il paesaggio sullo sfondo? Nasconde significati particolari oppure è solo una quinta teatrale? Vi invitiamo a scoprire le risposte a queste e ad altre domande proprio qui a Venezia. Ciao!